Presidente, oggi è il primo incontro di coordinamento per quanto riguarda ESOF 2020. Si sono messi sul tavolo alcuni punti, di cosa si è discusso? È stato un incontro molto importante che segue quello operativo che si è svolto ieri con Euroscience. Abbiamo riunito il sistema dell'innovazione scientifica regionale che è coordinato da Area Science Park e da tutto il sistema della ricerca della nostra regione. Ed è stata l'occasione per un incontro anche con il professor Fantoni per iniziare a ragionare su come costituire proprio in concreto e in fatto le commissioni che lavorano alla realizzazione di Trieste Città della Scienza 2020, che ha l'obiettivo innanzitutto della internazionalizzazione, quindi parliamo di una candidatura che guarda ai Balcani e che ha la sua forza anche nell'aver coinvolto non solo tutta la regione Friuli Venezia Giulia ma anche il Triveneto, quindi è una candidatura larga, ampia e la scelta di chi farà parte di queste commissioni, in parte membri internazionali, in parte membri diciamo locali, nazionali, dovrà essere una scelta di alta qualifica professionale, scientifica e anche ovviamente della capacità di tenere insieme queste relazioni diplomatiche e scientifiche che sono la forza della candidatura. Presidente, lei ha sottolineato l'immediato impegno della Regione anche per il reperimento dei fondi per organizzare un evento di ampissimo respiro. Sì, vogliamo coinvolgere ovviamente il nostro governo, in particolare la Ministra Fedeli, che ha già dato la propria disponibilità ad essere con noi a novembre proprio per iniziare le prime tappe di questo percorso fino al 2020, il che significa anche reperire risorse e vogliamo che il governo italiano metta appunto a disposizione delle risorse per un percorso ancora lungo fino al 2020, ma che richiede evidentemente anche disponibilità economiche che ci permettano di rispondere prontamente a quella che è stato un po' l'appello del nostro mondo scientifico. Questo ci servirà anche per approcciarci e in qualche modo ottenere un accompagnamento anche di sponsor privati. Assessore Pannariti, quale sarà il ruolo della Regione nel percorso che porterà ESOF 2020? La Regione sarà vicina alla Fondazione per quanto riguarda la collaborazione nel coordinamento di tutte le iniziative e darà anche il suo contributo per quanto riguarda il rafforzamento della rete regionale e nazionale ed internazionale in maniera tale che si mettano i remi in acqua anche per tutte le questioni organizzative che dovremmo affrontare nei prossimi mesi. Mi fa piacere che si sia iniziato subito e contiamo già nello scorcio di questa fine d'anno di cominciare a ragionare sull'organizzazione, sugli eventi e sul preciso cronoprogramma. Un percorso, quello fino al 2020, che può sembrare lungo, ma in realtà sarà ricco di iniziative, di avvenimenti e quindi il lavoro sarà molto articolato. Certo, e da questo punto di vista è importante che si sia cominciato subito e credo che al di là poi di quelli che sono i rapporti e le relazioni con ESOF sarà importante anche il nucleo di coordinamento e i tavoli di lavoro che già dal prossimo mese rinizieranno a lavorare e si consolideranno proprio in relazione a questo cronoprogramma così preciso, perché come si è ben capito, bisogna dire chiaramente cosa si fa e fare chiaramente quello che si dice. Professor Fantoni, quali saranno le prossime tappe di questo cronoprogramma che sarà molto serrato? Ma dunque, ci sono delle tappe che sono legate alla collaborazione che abbiamo con Euroscience e la prima tappa vera, significativa che ci sarà con loro ce l'avremo a gennaio del prossimo anno, dove prenderemo in esame la costruzione della prima commissione, che è la più importante, che è la Steering Committee. Quindi già a quella data noi dovremmo avere in mente delle figure per poter partecipare a questa commissione e quindi diciamo, questo è il primo impegno, diciamo così, con Euroscience. In realtà però noi abbiamo delle tappe antecedenti a questo perché noi vogliamo cominciare a lavorare sulla costruzione dei contenuti da promuovere per poi proporre come eventi ESOF nel 2020 fin da subito in realtà. Quindi io direi che i primi incontri che dobbiamo fare sono 5 incontri che sono gli incontri dei 5 tavoli che erano già stati messi in atto per la stesura del progetto. Quindi queste 5 squadre, questi 5 tavoli verranno convocati a giro breve, per dire a scadenza di una settimana l'uno dall'altro.
in modo tale da poter cominciare a vedere come queste squadre devono operare in questa seconda fase, che è una fase operativa di proposizione di eventi veri. Il primissimo incontro, fra l'altro, è proprio domattina. Domattina avremo un incontro al nostro quartier generale nella sottostazione elettrica del gruppo che si occupa della comunicazione. Abbiamo sentito la comunicazione essere una delle cose più rilevanti, quindi le strategie della comunicazione devono essere messe in luce, in progetto immediatamente, proprio per poter soddisfare questa esigenza molto, molto forte.